Case Ater, con i suoi 450 alloggi di edilizia popolare, praticamente un decimo di quelli presenti in tutta la provincia di Vicenza, anche nel Bassanese gli aumenti degli affitti stanno mettendo in ginocchio tante persone che si trovano il canone triplicato. La nuova normativa regionale, nata è vero per contrastare i furbetti che pur con i milioni in banca vivono nelle case Ater, sta in realtà penalizzando chi ha davvero bisogno di queste strutture e si vedono arrivare affitti alle stelle, ma anche avvisi di sfratto. Stiamo andando a colpire una serie di fasce, categorie deboli, soprattutto anziani magari che hanno il figlio che a sua volta è andato in pensione o situazioni, il figlio che è tornato da una situazione lavorativa, da un ex matrimonio, cose di questo genere e quindi che non tengono conto della realtà sociale in cui queste persone vivono. Questa cosa sta diventando un problema molto molto grosso. Il PD regionale si è mosso con una mozione. Il 3 settembre la questione approderà in Consiglio Veneto, stesso passo fatto dalle opposizioni a Bassano. Dobbiamo agire verso la Regione chiedendo di modificare i criteri che hanno stabilito, che sono troppo restrittivi, seppur basati su un principio condivisibile, ma che non possono assolutamente non tener conto della realtà dei nostri inquilini nel nostro territorio. Presenterete al proposito un ordine del giorno? Sì, presenteremo un ordine del giorno in Consiglio Comunale, che è un ordine del giorno che secondo me può essere condiviso da tutti. Lo mettiamo ancora una volta a disposizione di tutti i consiglieri comunali, speriamo che non ci sia la solita chiusura da parte della maggioranza, perché credo che in questo caso facciamo soltanto il bene di bassanesi e di nostri concittadini.